Belle, Ivo! E questa? Questa è la colonna sonora dei nostri viaggi, tra paesaggi magnifici e storie incredibili. Pronto? Prontissimo! Via! Gallo! Dimmi Lele Marcassa! Sei contento? Contentissimo! Tu invece oggi mi sembri un po' emozionato. Beh, ti dico che questo è un luogo che mi evoca molti ricordi. A pochi passi da qua ho passato parte della mia infanzia, che mia mamma era di questi luoghi, e quindi quando arrivo qua mi si riempie il cuore di gioia! Si vede, riempi anche il mio cuore di gioia oggi. Iniziamo questa nostra avventura attraversando questo luogo davvero bellissimo dell'Alta Marca Trevigiana, che è Revine Lago, e quindi un'immersione tra natura, prealpi, colline e laghi. Quante cose! Andiamo! Via! Ho scelto di accogliere Lele e Ivo qui al Parco Didattico Archeologico dell'Ivelet, luogo che rappresenta le origini del nostro territorio, dei nostri avi, della nostra gente. Un parco palafitticolo aperto a tutte le scolaresche dal lunedì al venerdì e la domenica per le famiglie. Motivo di orgoglio per la nostra comunità, ma invito tutti anche a venire a trovarci, a visitare il nostro meraviglioso territorio, diventato patrimonio dell'umanità grazie al riconoscimento UNESCO avvenuto nel 2019, e in particolar modo vi invito a visitare le nostre chiese, l'oratorio di San Francesco di Paola di Revine, l'area verde di Santa Maria, dove potersi rilassare davanti a un meraviglioso prato e godendoci lo spettacolo del lago di Santa Maria. Vi invito per gli eventi di quest'estate, domenica 1 luglio il campionato di triathlon riservato alle categorie Under 18 e poi a proseguire sempre nel mese di luglio per la 19ª edizione del Lago Film Fest, Festival internazionale di cinema di ricerca indipendente. Sono felice di trovare Maura, Di ritrovare. di ritrovare, perché un po' il mio percorso divulgativo è nato qua e quindi questo luogo ce l'ho nel cuore, a parte che comunque Maura è bellissima. È bellissimo, cioè è stupendo. Cioè, non sei annoiata? No, assolutamente, assolutamente. Io e i miei colleghi siamo molto affezionati a questo posto. E questo presidio è importante perché è una sorta di cartolina di ciò che è stato un tempo. Cos'è successo in questo lago? Quando sono arrivate le comunità e come vivevano?
Allora, come vivevano ve lo raccontiamo proprio grazie al Livelet, perché qui, come vedi attorno a te, abbiamo la ricostruzione di 3 palafitte che ci permettono di raccontare ai nostri visitatori come si viveva proprio qui fra 6.000 e 3.500 anni fa. E abbiamo scelto questa finestra temporale alla fine della preistoria da raccontare, proprio perché sappiamo che in questo periodo le rive del lago erano insediate, e lo sappiamo perché qui vicino è stato fatto uno scavo archeologico, proprio dietro di te, sulla sponda opposta al lago, in una striscia di terra che oggi separa il lago di Lago dal lago di Santa Maria, che a partire da 6.000 anni fa è stata abitata. Probabilmente anche allora il posto era si sono affezionati subito al posto, si sono trovati bene, era un posto che offriva molto alle comunità del tempo sicuramente, e ci sono rimasti a lungo, attraversando appunto Neolitico, età del rame ed età del bronzo. Questo ci raccontano i reperti e questo poi vi raccontiamo qui con la loro ricostruzione. Immersi in questa natura, quasi così, viaggiando a ritroso nel tempo. Siamo 2 abitanti di questo villaggio palafitticolo che si trova a bordo di questo lago, dove l'acqua è limpidissima e ossigenata, il cielo è azzurro e la natura è trionfante. Grazie Mauro. Grazie, grazie. Ma questo percorso qua, mi dicevi che l'hai già fatto molte volte. Sì, ogni tanto per pacificare i miei sensi, per ritrovare anche le mie idee, mi reco in questi luoghi, ovviamente per motivi affettivi che già ti ho detto molte volte, però, non sei visto, ti sta bene. Poi Sì. ti pigli queste bici qua che ormai noi siamo abituati fatica a usare, zero. fatica zero e lo puoi far camminando o di corsa, insomma, o in bicicletta, e c'è un giro più ampio che è tutto il lago, anzi Ok. entrambi i laghi insieme, oppure puoi fare un laghetto o l'altro laghetto. Ah, noi siamo sopra il canale che unisce Esatto, i 2 laghi. questo ok. canale che è stato scavato dall'uomo, l'acqua del lago di Santa Maria si dona al lago di Lago, che a sua volta si dona al fiume Soligo, che a sua volta va a finire sul Piave. Quanti doni, quanti Questa doni. è la rete idrica Il ciclo dell'acqua il ciclo del del lago. Siamo al top, Ivo Gallo! Continuiamo il nostro viaggio, Lele? Ovvio vecchio. Beh, che sarai te, vai. Eccola, Ciao, Viviana, ciao. bentornato. Grazie, è un piacere vederti nella tua terra. Sai che io ho un affetto importante per questi luoghi, per motivi familiari, però siamo qui per raccontare una storia davvero interessante che ha dato una visione culturale a questi borghi nel corso degli ultimi 20 anni. A un certo punto, insomma, grazie al tuo impegno è nato un festival importante, riconosciuto in tutta Europa, ma credo anche oltre, ovviamente, che però ha manifestato poi altre derive, altri corsi, è diventato qualcosa di più di un semplice festival legato al cinema. Cos'è accaduto? Ma in realtà è nato già così. L'idea, quando abbiamo iniziato a lavorare nel 2005, era di creare un luogo d'incontro, un luogo di scambio dove le persone potessero incontrarsi e creare nuovi progetti, quindi produrre. Ovviamente avevamo bisogno di diventare qualcosa, di creare un punto di riferimento, e questo è stato il Lago Film Fest. Quindi per anni abbiamo, forse, come si può dire, accentrato tutto all'interno del festival, e lentamente Con l'obiettivo. Esatto. Poi ovviamente la
lasciare l'indipendenza ad ogni progetto e di seguire il suo corso. Uno dei primi progetti che si è staccato è il premio Rodolfo Sonego, che ormai sono 5-6 anni che va avanti con le sue gambe, quindi ha un suo percorso. In onore di questo grande drammaturgo importantissimo per l'Italia. Esatto, quindi è uno dei padri della commedia italiana, quindi insomma ovviamente non potevamo non dedicargli un premio, ma in questo caso per esempio non è semplicemente un premio, ma è un percorso legato allo sviluppo, alla scrittura e poi cercando anche di accompagnarli ovviamente in una fase di traduzione in inglese delle sceneggiature e poi anche per andare in altri festival internazionali come Venezia, Torino, Roma, in modo tale da far arrivare questi sceneggiatori con le loro sceneggiature verso produttori e ovviamente altri mercati. È una comunità tranquilla, potremmo dire, ma in realtà molto accogliente, molto disponibile, che ha saputo negli anni accompagnarci, perché ovviamente la Proloco di Revine Lago è sempre Lago Film Fest, è sempre piattaforma Lago, sempre disponibile nello sviluppare e sostenere tutti i progetti, insieme anche ad esempio a Fondazione Francesco Fabbri, che per ora è l'ente che organizza il Lago Film Fest e il premio Rodolfo Sonego, che hanno bisogno di un po' più di struttura, visto anche che hanno finanziamenti importanti ovviamente dal Ministero e dalla Regione. E poi ovviamente la quiete, la pace e la bellezza di questi luoghi è ineguagliabile. Abbiamo il lago, abbiamo la montagna, abbiamo il tempo e lo spazio, perché alla fine per gli artisti e per gli scrittori, per i registi, avere spazio, tempo da poter dedicare ovviamente ai propri progetti è fondamentale. Quindi se questo diventasse veramente il luogo dove ospitare tutto l'anno sempre degli artisti, vorrebbe dire ovviamente accogliere sempre nuove persone che arrivano, che stimolano ovviamente questo luogo. Questa tranquillità e questo luogo. Assolutamente. E vivere qua con me. È bellissimo. Grazie. Grazie. Romantico, Che romantico. pedalo, come cantava Porfirio Rubirosa. È strano essere in pedalò. Sì, con te. Sì, mi hai rubato le parole. Le parole. Allora, Ivo Gallo, Dimmi delle Marcassa. siamo abituati a muoverci in pedalò. Vai un po' di là però. Sì, se sto no- tentando. se no andiamo. Dico, siamo abituati nelle nostre località di mare dove siamo cresciutelli. Sì, rido perché stiamo girando, Sì, forse è il devi- lago sì, che ma siamo devi andare abituati di là, al mare. devi andare ma di là. Allora, sì. gira, no? Ho girato. Te il timone. Ho girato. Faccio retromarcia un po'. Vai, retra. Dico, stavo dicendo, perché se tu non sbagliavi la manovra, tutto andava liscio. Vai. Invece, che siamo abituati ad andare in pedalò a Jesolo, a Caorle. Invece qui è uno scenario. Diverso, ma anche l'acqua qui non è salata, è diversa, non c'è niente da fare, Peraltro- La sensazione è diversa. Sai che sono due i laghi, no? No, C'è il lago di Santa Maria, che è questo, ok. e poi il lago di Lago, che è un po' più grande, Che è di là. che è di là. Di là. Esatto. Ok. Ok, avanti tutta, Avanti tutta, avanti tutta. È perché il lago va vissuto dall'interno, non solo osservato. È stato bello veleggiare quasi. Va vissuto fisicamente. Sì, ho poi un dolore alla spalla incredibile, però sono davvero felice perché Quale, questa? sì, Revine Lago mette insieme tante cose. Quindi quest'acqua lacustre, però molto ossigenata, molto pulita, questa vallata e subito davanti a noi le Prealpi. Si passa praticamente dal livello quasi del mare a 1300 metri di altitudine, quindi è un microcosmo e quindi con un clima particolare. E la cosa bella di queste borgate è che per qualche attimo si può vivere una cartolina storica, rivivere la memoria dei luoghi, delle comunità che hanno abitato da millenni questo luogo come tanti altri. E ci sono dei punti dove questo lo si respira davvero e soprattutto grazie anche a chi ce lo spiega. Giancarlo! Eccolo! Ciao Carlo! Ciao. Giancarlo! Cari ragazzi, io vi lascio
lascio parlare, racconta tutte le belle cose che sai raccontare e io raggiungo Luana, abbiamo cose nostre da fare. Ciao Ivo, io e Giancarlo ci accomodiamo qua, sei d'accordo? Assolutamente d'accordo. Giancarlo, oggi si sta davvero bene, non trovi? C'è una giornata di sole magnifica. Una giornata stupenda, Lele. In questo comune molto particolare che è Revine Lago, che è comunque un'unione di più borgate. Quando nasce questo luogo ufficialmente e perché è così caratteristico? Beh, questo luogo nasce ufficialmente nel 1868. Un regio decreto unì gli allora distinti comuni di Revine Lago, costituendo questo comune di Revine Lago. Questa è una zona stupenda, io direi è un luogo straordinariamente romantico, direi d'altri tempi. Le case qui sono in sasso, le vie sono strette e gli acciottolati ti accompagnano proprio fino alle rive del lago. Poi ci sono le prealpi a nord che oltre a proteggere queste borgate fornivano la legna e forniscono anche attualmente. E anche la pietra evidentemente. E anche la pietra, il masegno, perché veniva usata per i palazzi, per le chiese, perché aveva una caratteristica, era molto resistente ed è molto resistente, ma allo stesso tempo molto lavorabile. E quindi la caratteristica più evidente è proprio questa pietra che si staglia in mezzo al verde che caratterizza questi borghi. I borghi del comune di Revine Lago non avevano quello che invece c'è qui, proprio nel paese di Revine, un antico luogo di aggregazione, possiamo definirlo, quello che ha alle nostre spalle, Giancarlo. Cos'è? Sì, questo è un posto meraviglioso, io direi una cartolina d'altri tempi. Esisteva soltanto qui a Revine perché i panni a Lago e a Santa Maria venivano lavati direttamente sul lago. Mentre qui a Revine c'era questo antico lavatoio, c'è perché esiste tuttora, però era in uso fino al secolo scorso, il lavatoio delle Lame. Delle Lame. Sì. Qui è un luogo di aggregazione incredibile perché l'attività di lavare i panni era una delle attività principali per le donne. Quindi si trovavano qua e chiacchieravano, immagino, no? Sì, si trovavano qui, cantavano, ridevano, chiacchieravano, era un po' il gossip point dei nostri tempi. Gossip Point. Sì. Tra l'altro ci sarà questa esibizione di Luana nei panni proprio dell'antica lavandaia di Revine, lei fa parte anche di un gruppo folcloristico che sono i Revinotte e ci sarà un brano concertato con Ivo Gallo appunto per ricordare quello che accadeva qui un tempo, no? Quello che accadeva nei pressi di questo lavatoio. Grande Giancarlo, grazie, grazie davvero. Non sarà
Siamo arrivati in questo luogo, abbiamo incontrato Giorgio, un luogo che raccoglie la memoria storica di queste borgate antiche. In particolare Giorgio ha collezionato molti oggetti creando un piccolo museo etnografico dove al piano superiore si parla della pesca, perché la pesca è stato un elemento fondamentale per la vita di queste comunità. Però ti faccio una domanda, Giorgio. Molte volte si fa un po' di confusione, lago di Lago, Revine Lago, poi qualcuno lo chiama il lago di San Giorgio. Ma cosa racconta la storia? La storia, almeno quella che io sono riuscito a studiare e a portare avanti, dice che Lago, il paese di Lago, dall'anno 1000 fino al 1200-1300 si chiamava San Giorgio di Lago, appunto detto in volgare Santo Georgo de Lago. Dopodiché con l'avvento della Repubblica Veneta, semplificando, è stato chiamato Lago. Basta. Poi siamo arrivati all'epoca dell'Unità d'Italia, il comune di Lago allora ha chiesto la possibilità di chiamarsi di nuovo San Giorgio di Lago, con tanto di decreto ministeriale, è stato approvato. Dopodiché, però, nello stesso lasso di tempo, in quell'anno, è stato fatto anche la fusione fra i comuni di Lago e di Revine, chiamati Revine Lago. E si è riperso San Giorgio. E si è riperso San Giorgio. Quindi per noi il lago che abbiamo qui davanti è il lago di San Giorgio. Di San Giorgio, sì. E cosa si pesca in questo lago? Oddio, ultimamente quello che è lecito sono ancora scardole, tinche, qualche carpa, così. Adesso il lucio, c'è il lucio che è protetto e poi c'è ancora qualche altra specie, ma poca roba, tipo i gamberi eccetera, non si trovano più. Poi non è una pesca, è una cattura, c'era anche la rana molto quotata. Ma quindi le comunità pescavano parecchio? Ma è molto, diciamo che i nostri vecchi, i nostri anziani, fino a un certo periodo, parliamo di anni 60, non tanto distante, sopravvivevano a volte anche con quello che pescavano nel lago o comunque con quel poco che producevano. Attraverso la tua passione mantieni viva la memoria storica e dai acqua alle radici di questo grande albero che costruisce la vita di tutti noi che viviamo in questa epoca contemporanea e moderna. Per cui la memoria storica da preservare, un po' mi viene in mente una vecchia frase che molte volte ho citato di Italo Calvino, che diceva che bisogna diventare senza mai smettere di essere. Grazie Giorgio. Grazie. Bene. Ivo Gallo, Dimmi Lele Marcassa. sei pronto per la nuova avventura? Prontissimo. Dove andremo? Non lo so, lo sai tu. Al Pian delle Femmine. Ah, interessante. Ci sarà un panorama davvero magnifico e chissà cos'altro ci accadrà, Ivo Gallo. Seguiteci. Andiamo. Oh Lele, fatica arrivare sopra qua, eh? Ivo, sei venuti su in macchina. Ma non dillo. Vabbè dai, è mentira. No? Però, per secoli, gente saliva qui a piedi da Revine. Ah sì, a piedi? E perché? Perché commerciavano con il bellunese, qui siamo in terra di confine, e portavano le donne, portavano l'approvvigionamento agli uomini che lavoravano nelle malghe durante l'estate soprattutto. Quindi le donne, ok, salivano con le gerle, ok? Trovavano le donne che salivano dal bellunese, si incontravano in questo piano. Le donne? Le donne, e quindi si chiama Pian delle Femmine. Le donne. Le femmine. La canzone minuta che ho scritto in questo nostro viaggio per condividere con voi in musica, emozioni, le idee che passano attraverso me, parla del lago, ma del lago
l'ho visto come donna, al femminile. Balla, lago della speranza, bello, l'oro di questa stanza blu, come sei tu. Che fossi tu, bella, la mia unica stella, brilla fuori da quella stanza blu, dove sei tu? Vorrei che fossi tu, come vorrei che fossi qui. La la la, la la la. I'm feeling on top of the world, like nothing's ever gonna bring me down. This feeling got me flying high as a bird. I may never touch the ground. It may not be my birthday, but Io ti dirò di correre, ok? Si corri. Sì. Per correre devi buttare il peso in avanti, spingere per terra. Perché se tu provi adesso a sollevare le ginocchia, io sulle ginocchia, come? Senti che non ce la fai. Sì, infatti. Ecco, quindi devi buttarli poi in avanti e praticamente spingere sui piedi e andare a correre così. Ok. Ok? Poi ti dirò di sederti e tu ti siedi soltanto nel momento in cui io ti dico di sederti. Ok, io sto... Anche se ti senti sollevare, tu corri nel vuoto. Ok. there's magic coursing throughout my veins. I don't want it to stop. I feel invincible in every way. I'ma give it all I got. It may not be my birthday, but I just wanna celebrate. I just wanna celebrate, 'cause it's a good day, good life. I just wanna celebrate all night. There's nothing like feeling alive. There's nothing like feeling alive. I just wanna celebrate. I just wanna celebrate, 'cause it's a good day, good life. I just wanna celebrate all night. Bravissimo, avanti. I just wanna celebrate all night. Ezio, ce l'ho fatta! Grazie. Prego. Grazie per questa bellissima esperienza. Ezio mi ha accompagnato in questo viaggio particolare.
avevo un po' di paura all'inizio, ti dico la verità, però tu sei molto accomodante anche in aria, molto premuroso, molto attento insomma a quello che prova il passeggero in questo caso. Diciamo che il volo che hai provato, il volo biposto, noi piloti di biposto siamo lì per voi persone che volate per la prima volta, quindi siamo fra virgolette a disposizione e dobbiamo fare in modo che il volo vi piaccia. Quindi chiaramente varia poi da persona a persona, Certo, chi è più emotivo, chi è meno emotivo. però dobbiamo cercare di farvi dare il meglio del volo. Deve essere una cosa che deve piacere. E con me hai fatto così, io sono stato protagonista di un'esperienza davvero unica, questa vallata dall'alto è meravigliosa davvero, tu l'hai vista molte volte e fai parte di un'associazione Ezio, se non sbaglio. Sì, io sono il presidente dell'associazione Volo Libero Prealpi e siamo qui da oltre 30 anni e facciamo questa attività sportiva. Ezio, ti ringrazio davvero di cuore per questa esperienza meravigliosa in questa vallata stupenda. Speriamo di ritrovarci ancora in aria da qualche parte e magari anche a festeggiare insieme una tua grande avventura. Io avevo un po' di freddo in volo e quindi per riscaldarmi andrò a visitare la fabbrica del ghiaccio. Something in your touch, baby, the way that your body's moving me, and I don't know where this all will go. Adesso ci credo, perché sono entrato per davvero in una fabbrica del ghiaccio che esiste e si trova a Revine. Siamo con Davide che è il titolare. Piacere di conoscerti. Piacere, ciao, buongiorno. Ma perché c'è una fabbrica del ghiaccio? Quale migliore ispirazione è la fonte proprio le Dolomiti, no? Le guardiamo tutti i giorni. Io non immaginavo che ci fosse davvero uno stabilimento che peraltro distribuisce il prodotto ghiaccio in tutta Italia, si trova qui. Come mai esiste uno stabilimento che si è dedicato veramente al ghiaccio? Diciamo che oltre all'ispirazione del luogo, usufruendo anche di una eccellente materia prima, il ghiaccio per normativa europea da qualche anno è diventato un ingrediente, quindi come tale va trattato come tutti gli ingredienti alimentari, quindi dando una tracciabilità e provenienza proprio del prodotto. Perché se il ghiaccio non è buono può anche recare danno all'uomo. E soprattutto penso che tutte le volte che magari chi ha potuto avere la fortuna di effettuare un viaggio all'estero, la prima cosa che ci raccomandano è di non bere bibite col ghiaccio. Perché? Perché l'acqua basta pensare che tutto viene generato comunque dall'acqua, quindi può avere una fortissima carica batteriologica. Tante volte pensiamo congeliamo così abbattiamo un po' dei batteri. Ecco, abbattendo dei batteri in fase di congelamento in realtà se ne creano altri anche più dannosi proprio per la salute. E devo dire che io ho veramente caldo. Sì, lo facciamo apposta proprio per stimolare la richiesta del ghiaccio, del freddo. Grazie Davide. Grazie a davvero. voi, grazie a voi. Cordiale benvenuto nelle colline dell'UNESCO, siamo a Revine Lago, ai confini del lago. La struttura di famiglia che nasce nel 1972
Cadillac Resort. Il nome Cadillac deriva dalla destinazione topografica del territorio e appunto dicevo ai confini del lago, dove Cadillac vuol dire di qua del lago, là del lac era al di là del lago. Il nostro è un ristorante resort con ospitalità, abbiamo delle camere con diversi servizi, dalla piscina esterna al centro benessere, al maneggio. Facciamo ospitalità, abbiamo il concetto di valorizzare tutto quello che è l'incoming del turista o dell'ospite che viene a visitare il territorio e collaboriamo per lo più con tutte le realtà che possono far visitare e toccare con mano tutto quello che il nostro circondario offre come territorio. Abbiamo creato questo piatto con una spuma di fagioli del lago che gli dà la base dolce, la parte poetica del piatto. Abbinamento con il mais, che è un prodotto sempre del territorio, coltivato sempre nelle nostre zone, la polenta, quindi la classica polenta che abbiamo reso poi a cubettini, passata poi in una pentola con una parte grassa e aromatizzata, quindi una parte speziata, resa quindi croccante per dare la parte croccante del piatto. E per finire poi il filetto di persico sfumato in padella, sempre con dell'ottimo prosecco, e finito poi con una parte agrumata, quindi una grattatina di limone. Noi abbiamo pensato di dare il tocco di innovazione proponendolo con un cocktail che è molto ricercato in quest'ultimo periodo, che è il Gin and Tonic. Dopo aver mangiato e essersi degustati tutti i nostri piatti, vi consiglio di fare un bel giro panoramico a piedi attorno ai nostri splendidi paesaggi che costeggiano il lago di Revine. Ah! Mangiato bene? Benissimo, caro Lele, benissimo. Noi approfittiamo per ringraziare Ennio, anche suo fratello Ezio, per l'ospitalità, per il bel posto e soprattutto per il cibo straordinario. Sì. C'è questa sperimentazione legata al gin tonic, versatoci gentilmente da Jean Albert. Facciamo un brindisi al Cadillac. Un super brindisi. Evviva! Evviva! Sono veramente contento nell'osservare queste antiche case di pietra che disegnano queste borgate lungo questa vallata. È un luogo magico perché beneficia della presenza delle prealpi e guarda a sud verso le colline UNESCO, e siamo davvero a pochi passi dalle montagne bellunesi, ma a pochi passi anche dalla pianura veneta. Questa storia è antica, pensate che le prime comunità si attestano in quest'area, come diceva Maura Livelet, già circa 6.000 anni fa. Poi ci fu l'arrivo, l'ingresso dei Romani, siamo nel secondo secolo a.C., poi il terribile momento invasivo in cui in questa terra molto ambita giungono per esempio i Goti, i Franchi ed infine i Longobardi, i quali dividono tutta quest'area in piccoli feudi. E Revine era dominata
un tempo dai conti vescovi di Ceneda. L'arrivo di Venezia cambia un po' le cose e inizia molti lavori di bonifica davanti agli specchi lacustri che abbiamo in questa vallata meravigliosa. Importante ricordare come la gente qui abbia trovato un luogo buono per vivere, lussureggiante, ricco e carico d'acqua, pieno di pietre come queste con cui era possibile edificare e strutturare delle borgate, perché sono 3 borgate, quella di Revine, quella di Santa Maria e quella di Lago, tutte con questa caratteristica, questi grandi portoni dove si accede a un atrio e dove evidentemente un tempo si tenevano gli animali da cortile. C'è una chiesa parrocchiale molto importante che venne edificata all'inizio nel 1300. Quello che vediamo oggi è un lavoro frutto di molti interventi, i più importanti nel 1600, in particolare il campanile del 1612, caratterizzato sui 4 lati da delle bifore e poi la cuspide ottagonale che chiude questa torre che osserva tutta la vallata. Ci sono molti presidi storico-artistici, come per esempio l'eremo di San Francesco da Paola che vedremo. La gente di questi luoghi è davvero accogliente, ci sono grandi eventi come ad esempio il Lago Film Festival e c'è questa ricorrenza importante che perdura da centinaia di anni, che è la salita di Cristo verso il Calvario. C'è proprio una strada, un percorso costellato da vari capitelli che sono le stazioni della Passione ed è un rito molto sentito non solo dalla comunità di Revine Lago ma da tutto il territorio dell'Alta Marca trevigiana e forse avremo l'occasione di assistere a questo tra virgolette grande spettacolo religioso che ci riporta indietro davvero nel tempo. I nostri viaggi ci danno la possibilità di incontrare molti alberi, alberi da ascoltare, alberi da sentire, da vivere, perché questi esseri viventi hanno tanto da trasmetterci, da raccontarci. Come oggi con questo nuovo amico, originario dalla Cina, il salice piangente, Salix babylonica, fu importato in Europa alla fine del XVII secolo attraverso la via della seta. Salice, un'antica parola celta che significa vicino all'acqua. Infatti, grazie allo sviluppo del suo apparato radicale, fu sempre usato per contenere pendici franose e la terra nei pressi di affioramenti dell'acqua. È una pianta dalle infinite risorse e dai 1000 usi. La troviamo nelle gerle, come spago per legare le legnaie, la fa da protagonista anche nel principio attivo dell'aspirina, l'acido salicilico. Molti miti e molte leggende sono legate a quest'albero. Presso i Celti il mito del salice piangente era intrecciato col mito di una dea femminile e simboleggiava la fertilità. I druidi usavano il suo legno per costruire i loro strumenti che servivano ad ammaliare il popolo. Nell'antica Grecia il salice piangente era correlato al culto dell'aldilà, proprio per la sua capacità di rigenerare velocemente i suoi rami. Gli ebrei consideravano i salici piangenti propiziatori di pioggia. I britanni li avvicinavano molto alle streghe. Infatti willow, salice, ha la stessa radice di witch, strega, e sembra che le streghe inglesi confezionassero le loro scope con le fronde di quest'albero. Per i cristiani ha simboleggiato alternativamente la riverenza. Quest'ultimo va inquadrato secondo la leggenda per la quale Cristo sul Golgota
afferrò dei rami di salice. La leggenda vuole che l'albero avrebbe teso verso il basso i suoi rami per aiutarlo. Gesù Cristo poi continuò il Calvario e l'albero triste non raddrizzò i suoi rami e continuò a piangere per sempre. Ecco come e quando assunse questo portamento che ancora oggi mantiene, con questi suoi rami caratteristici decombenti. Ora sfiorerò le sue fronde ascoltandolo col cuore e lo abbraccerò, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Guardate che spettacolo, sono carico di emozioni positive. In questo luogo magnifico dove natura e uomo si sono incontrati centinaia di anni fa, senza deturpare questo paesaggio lussureggiante. L'acqua è splendente. Questo è uno dei due laghi, il lago di Santa Maria, questo invece è il lago di San Giorgio, un po' più ampio. Il pescaggio arriva sino a 7 metri, l'acqua è assolutamente pulita e tutta questa vallata è frutto dell'antica glaciazione di Würm, 30.000, 15.000 anni prima della nascita di Cristo. In quel periodo il ghiacciaio costruì questa gigantesca spianata e ciò che rimane di quell'antico ghiacciaio è proprio questo enorme specchio d'acqua, così dolce e delicato, dove le comunità hanno trovato sistema di vivere a contatto con la natura e appunto con l'acqua stessa, molte migliaia di anni fa. I laghi sono uniti da un piccolo canale che si chiama il Canale delle Barche, scavato nel 1923, mentre l'emissario di questo secondo lago è la Tajada, anche questo un canale che si unisce all'acqua del Soligo che poi si getta sul Piave verso ovest. Ci sono molte sorgenti sotterranee, in particolare una carsica, che è quella del Piaveson, che alimenta questo bellissimo lago e ne tiene l'acqua assolutamente ossigenata. Noi stiamo vivendo questa esperienza magnifica perché le case ci guardano, ci osservano e l'acqua dietro alle mie spalle sorride a tutti noi. Ma quanti scalini mi stai facendo fare? Beh, insomma, è un sentiero importante, questo per la comunità. E qui c'è il sentiero della Via Crucis. Noi avremo questa occasione stasera di assistere a un antico rito, che io definirei anche uno spettacolo religioso molto importante per il comune di Revine Lago. E chi andiamo ad incontrare? Beh, c'è una bella sorpresa che ci attende. Il gruppo dei Revinot. Ah, il coro. Il coro. Dove canta anche Luana. Luana, certo. Ah, credo che adesso ci sia anche la sua mamma, sì, le sue figlie, cioè 3 generazioni. Che bello, che mantengono vivo questo momento ogni anno e io sono emozionato. E infatti andiamo ad ascoltare piano. Sì, piano piano. Stabat Mater dolorosa, iusta cruce lacrimosa, dum pendebat filius
Giusta cruce lacrimosa, dum penderat filius. Santa Madre Deo fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Gesù viene arrestato. Simon Pietro, messa mano alla spada, colpisce l'orecchio del servo del pontefice. Gesù tocca l'orecchio di Marco e lo guarisce. Riponi la tua spada al suo posto, poiché tutti quelli che mettono mano alla spada di spada periranno. Ora, Gesù viene dai ragazzi, sceglie l'ispettore. Ha detto, io distruggerò il Tempio di Dio e ne ricostruirò un altro in 3 giorni. Chiediamo che liberi Barabba e faccia morire Gesù! Il Cireneo viene liberato dalla croce. Gesù incontra la madre e le pie donne. Oh, che roba, eh? Sì, sì. Pazzesco. Molto suggestivo, molto suggestivo. Io non pensavo fosse tutto così perfetto, bello, evocativo. Bravi, proprio bravi. Profondo, sì, sì. Bravi. Noi ringraziamo l'amministrazione comunale di Vine Lago, tutti questi volontari che con grande lavoro e preparazione e fatica allestiscono questo evento davvero unico al mondo.
Grazie, bravi, grazie. Ti ricordo di per favore. Buon uomo. Ivo Gallo. Dimmi Lele Marcassa. Sei contento? Contentissimo e stanchissimo. Chi lo dici? È buio. Abbiamo camminato parecchio. È notte. Chiudiamo questa avventura e la facciamo di notte in riva a uno dei 2 laghi del comune di Revine Lago, questo è il lago di Santa Maria. Abbiamo vissuto dei momenti davvero intensi. Perché tante cose divertenti, i voli, le scoperte, l'arte, la natura e poi questo evento spettacolare che mai mi sarei aspettato di vivere. Nemmeno io, molto molto suggestivo. Mi ha molto riempito e mi vengono in mente tante parole che difficilmente riesco a pronunciare perché sono anche complesse, del grande Cecchinel, che è stato ed è uno dei poeti più importanti in Italia, grande sodale, amico di Andrea Zanzotto, che per primo ha raccontato anche questa lingua difficile, dura, gutturale, la lingua di questa gente abituata da secoli alla fatica, che trovava ristoro proprio in queste acque. Scendendo da questi declivi così difficili, è riuscita a rimanere così viva per tanti secoli. Una storia che parte davvero migliaia di anni fa e ha creato una comunità accogliente. Molto accogliente. Ci ha coccolato. Sì. Ed è il motivo per cui ringrazio tutti gli abitanti del comune di Revine Lago, l'amministrazione che ci ha messo nelle condizioni di vivere momenti straordinari. Ti vedo emozionato come all'inizio di questo viaggio, Tantissimo, ammettilo. tantissimo. E quindi si chiude questa nostra piccola ma grande avventura, sperando di avervi così fatto innamorare in qualche modo di questi luoghi che potrete davvero vivere con i vostri occhi venendo qua. Da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marcassa, si chiude questa puntata. Se vorrete ci vedremo ancora alla prossima. Ciao a tutti e grazie. Revine Lago, a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guidi sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, mi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il